Fiaccolata per la pace ieri a Ribera, diversi riberesi che hanno partecipato nonostante la bassa temperatura alla manifestazione che si è svolta ieri sera in piazza Giovanni XXIII davanti alla Chiesa Madre per esprimere la solidarietà al popolo ucraino interessato dalla guerra. Tante le persone che hanno preso parte con candele, cartelloni, una bandiera ai nastrini colore giallo-blu della terra dell'Ucraina, le autorità amministrative che hanno promosso l'incontro, i giovani come gli scout e la chiesa locale. Tra gli interventi quello del sindaco Matteo Ruvolo e di Don Giuseppe Argento. Noi siamo anche aperti ad accogliere dei profughi che arrivano dall'Ucraina, stiamo contattando delle abitazioni libere che possono eventualmente servire se dovessero esserci richieste per famiglie, giovani, anziani che arrivano dall'Ucraina, perché in questi momenti si gioca veramente quello che è il valore e la dignità umana. Quindi anche Ribera vuole mostrarsi vicina in tutti i modi con la manifestazione, con questa apertura, con queste iniziative, perché il segnale arrivi forte a tutti. Bisogna custodire un patrimonio che è stato conquistato da tantissimi anni e che, ripeto, era veramente lontano da noi pensare che si potesse parlare ancora una volta di guerra nella nostra Europa. Spero che la diplomazia possa fare la sua parte, spero che prevalga il valore della diplomazia e degli accordi e che si possa porre fine quanto prima possibile a questo massacro di tanti civili, di tanta povera gente che ha il solo torto di dire di voler vivere in una patria libera, democratica, di fare le scelte in virtù di un mandato che hanno assegnato ad un proprio presidente. È doveroso che tutti, ognuno, ogni amministrazione comunale, ogni comunità deve esprimere grande solidarietà e vicinanza al popolo ucraino, vittima di questo attacco vergognoso che va contro quella che è la dignità di ogni uomo. Un popolo che si è autodeterminato, che ha eletto democraticamente un proprio presidente e che da un giorno all'altro invece si è visto attaccato da un presidente, il presidente della Russia, che senza alcuna considerazione della dignità umana, del valore della libertà, ha voluto attaccare per allargare ancora di più la sfera di proprio potere in maniera vergognosa, causando tante vittime, non soltanto militari ma civili. No a tutte le guerre, attenzione, non c'è solo questa guerra che ci sta alle porte, ma nel mondo ci sono tante guerre. Allora noi vogliamo dire no alla guerra in generale. E la guerra nasce da che cosa? La guerra nasce da due cose fondamentali, dalla bramosia del potere e bramosia del denaro. Queste due cose portano alla guerra, per cui l'uomo, quando è imbevuto di potere totalitario, quando vuole il dominio assoluto, cerca sempre qualcuno che deve dominare. E allora nascono le guerre. Quando uno sente bisogno di avere sempre di più denaro, e allora invade le terre degli altri. E allora noi diciamo no alla guerra, sì alla pace. Ma attenzione, la vera pace incomincia prima di tutto nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nella nostra città, e poi si estende al macchiatoio